In attesa del Green Pass europeo, il governo Draghi ha annunciato che a breve sarà introdotto in Italia un certificato verde per permettere ai turisti europei di viaggiare nel nostro paese. Le regole rimarranno sostanzialmente quelle per gli spostamenti tra regioni in fascia rossa o arancione, essere vaccinati o guariti dal Covid, oppure ancora essersi sottoposti ad un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio. Ma tra gli albergatori, rappresentanti per antonomasia di un settore strategico come il turismo dell'economia nel veneziano, i dubbi sono parecchi. Crediamo che per delle semplici norme come queste, che sostanzialmente equivalgono a dire che chi dovesse avere sintomi o Covid deve starsene a casa, non ci sia bisogno di istituire un Green Pass o carta verde, come la si voglia chiamare, che dà semplicemente l'idea di un ulteriore paletto per potersi spostare. Semplicemente ci sono delle regole così come c'erano prima. Per cui a livello di comunicazione, che in questo momento è fondamentale e nel turismo lo è forse ancora di più, credo che questa soluzione non vada in una direzione di apertura, di fiducia nei confronti degli ospiti e che quindi dia la sensazione di un qualcosa da dover fare per potersi spostare da un paese all'altro. Invece di accrescere la confusione, secondo Alberto Maschio, oltre che presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori e anche coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete, bisognava innanzitutto ripartire dall'esperienza maturata l'estate scorsa. E sembra quasi paradossale che l'efficacia, la capacità, l'attenzione che l'estate scorsa è stata prestata da parte di tutte le imprese, di tutte le categorie nel cercare di garantire e tutelare la salute dei nostri ospiti, dei nostri collaboratori, quindi delle nostre aziende, con risultati direi eccellenti, sia forse valsa a nulla e che quindi non si parta da quello per poter garantire delle riaperture con forse maggior semplicità e senza cercare di complicarle.